vanno male a prendersela con qualcuno, gli extracomunitari. Ci dimentichiamo, signori, gli irregolari, ci dimentichiamo che buona parte di questi 2/3 li abbiamo in casa nostra, sono le nostre campagne, sono in casa nostra, ci fanno da badanti, non siamo così ipocriti. Se dobbiamo mandare via extracomunitari, cominciamo a mandare via le badanti, le abbiamo per casa. Su 30.000, 25.000 sono irregolari, li abbiamo per casa. Allora cerchiamo di ragionare con un po' di razionalità e non cercare sempre lo sfogo delle nostre tensioni, dei nostri problemi sugli altri, su magari coloro che vengono, magari laureati, diplomati a casa nostra a farci un servizio che noi non vorremmo mai fare. Quando noi ci parliamo di disoccupazione, oggi mi trovavo in una casa di riposo dove dice non troviamo infermieri perché nessun italiano vuole fare l'infermiere. E noi ci chiediamo, siamo disoccupati, siamo tutti disoccupati perché nessuno fa l'infermiere, dai, un po' di coerenza. Un po' di disinformazione. No, la fanno guardi, altri, io conosco molti giovani che hanno voluto fare l'infermiere e non gli è consentito. Quindi lei sta dicendo delle cose assolutamente infondate. A Verona c'erano numeri. La Regione Veneto è passata alle cronache la settimana scorsa dicendo che noi siamo quelli che spendiamo meno. Ma spendiamo meno perché non è che abbiamo tanto più sanità degli altri. Cioè, com'è possibile che il gigante economico d'Europa, che fa il 9% del PIL fra Lombardia e Veneto, del PIL europeo, il 30% del PIL, dobbiamo essere anche quelli che spendono meno degli altri? C'è qualcosa che non mi incontra. O voi ci prendete in giro, nel senso che non dite alla gente guardate che lo Stato non ci dà i soldi e quello che vi diamo è la carità dopo che lo Stato ha fatto il vostro prelievo. Vuoi sapere cosa ci dà il sociale lo Stato? Oppure c'è qualcosa che non torna, perché se noi siamo quelli che spendiamo meno, ammesso che abbiamo il servizio addirittura migliore degli altri, allora vuol dire che il resto d'Italia ruba. Lei deve dire o l'uno o l'altro, perché non tornano i conti. Dobbiamo smetterla di dire siamo in milioni e poi non è vero, perché basterebbe aprire le telefonate un quarto d'ora, le arrivano tante di quelle denunce di disservizi. Ma questo sicuramente ci sono, ma ci sono le altre parti d'Italia. No. Ce ne sono di più. Io parlo per il mio territorio, lei sta parlando per il territorio, lei sta dicendo che va tutto bene. Non è che va tutto bene, può andare meglio. Noi abbiamo le badanti regolari, ma dove sono queste badanti regolari? Se lei dai dati li denuncia, allora vuol dire che lo Stato non fa lo Stato. Scusi un attimo, mi scusi, le badanti regolari tutti sanno che ci sono, le abbiamo per casa tutti e sono irregolari, sono 30.000, non sono una, 30.000. Ce ne sono tanti di irregolari. È vero, ci sono tante badanti irregolari. Vorrebbero fare l'infermiera. La signora che ha telefonato prima ha detto io a 50 anni non trovo lavoro. Sono sicuro che se la chiamiamo e gli diamo un lavoro di badante, non 25 ore al giorno proprio come una schiava, ma gli diamo un lavoro da 1.000 euro anche a fare le 10 ore, è disponibile sicuramente. Sì, perché se una signora scusi un attimo, non facciamo demagogia, posso dare l'indirizzo di 10 cooperative che domani mattina assumerebbero persone e non le trovano. Non le trovano neanche quelle di 50 anni, neanche quelle di 50 anni. Le donne di 50 anni non le trovano. Non le trovano le donne di 50 anni. Fermo, perché il Parisotto non ha mai parlato. Questi indirizzi delle cooperative. Il povero Parisotto non ha mai parlato. Scusa, faremo parlare. Povero nel senso che non la sa parlare. Remigio Parisotto. Lei è disponibile a dare questi 10 indirizzi di cooperative perché la gente disoccupata vada a chiedere? Certo che le do disponibili. Certo che le do disponibili, anche perché ci sono poche trasmissioni che hanno tutte le telefonate di telespettatori che ho io.